Spesso e volentieri gli allevatori sono ostaggio di lupi, perché ormai si ritrovano all'interno delle stalle o fuori dalla porta delle malghe, e purtroppo le risposte a livello nazionale tardano ad arrivare. Da anni si sta parlando di un piano di contenimento del lupo, però spesso e volentieri vediamo che sia i ministri dell'agricoltura ma anche quelli dell'ambiente sono spesso e volentieri ostaggio delle lobby ambientaliste. Non fa giri di parole il vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco, e non fa sconti alla politica nazionale nel momento più drammatico di questa estate per la montagna vicentina. Gli assalti dei lupi proseguono senza sosta e sono molte le malghe, in particolar modo quelle dell'altopiano dei 7 comuni, che stanno facendo i conti con un numero altissimo di predazioni. Questo sta creando veramente un danno serio a tutto il comparto, in quanto in alcune malghe molti allevatori hanno già riconsegnato le chiavi ai comuni in quanto sono stanchi di queste predazioni, e molti denunciano sempre meno questi attacchi predatori, perché poi la filiera burocratica è lunghissima per avere poi un risarcimento minimo. La politica deve fare la sua parte per dare risposte agli abitanti delle terre alte, agli allevatori, ai malgari, a chi vive in montagna e della montagna. Noi oggi a livello nazionale stiamo premendo perché venga adottato un piano, ma che sia però un piano serio e non un piano farlocco che poi alla fine porti a poco o nulla. In Trentino stanno partendo piani di abbattimento dei lupi, ma in Veneto cosa potrebbe succedere? Si sta parlando in queste ore di autorizzare il Trentino Alto Adige all'abbattimento dei lupi in nome dell'autonomia, mentre in Veneto o nelle altre regioni d'Italia questo non è ancora possibile. E già questo insomma è un qualcosa di scandaloso, perché se il lupo non è più in via di estinzione in Alto Adige e in Trentino, non lo è nemmeno in Veneto, visto le continue predazioni. Ma soprattutto il piano che è stato presentato a livello nazionale è un piano che prevede ovviamente l'esclusione degli abbattimenti nelle aree protette, e poi prevede delle misure di contenimento solo nei casi in cui il lupo cerchi di aggredire l'uomo. In attesa di novità dal governo centrale, Finco lancia una durissima provocazione. Di sicuro, se va avanti questa situazione, è un'idea, la butto là, però forse sarebbe il caso anche di iniziare a denunciare lo Stato, perché nel caso in cui si verificasse una situazione analoga a quella dell'orso in Trentino, nel caso in cui succedesse qualcosa a qualche allevatore o a qualche comune cittadino che si trova il lupo fuori dalla porta di casa, forse lo Stato dovrebbe iniziare a risponderne, e a rispondere anche seriamente.